lato ufficiale del movimento estremista ligure circa la prossima elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Noi come movimento crediamo che sia necessaria una figura di alta levatura morale ed è per questo che siamo qui a proporre la candidatura di me medesimo, Andrea Di Marco, che dal punto di vista della levatura morale c'è una levatura che levati. Su quali principi si basa la mia candidatura? Prima di tutto stanno cercando tutti i partiti una figura che in qualche modo metta d'accordo tutti. Grave errore, ci vuole una personalità come me che possa mettere zizzagna continuamente a tutti in modo che tutti si mandino sempre a fanculo. La prima cosa che farò da Presidente della Repubblica e quindi partecipando alle riunioni della Corte Costituzionale sarà proprio mettere mano alla Carta Costituzionale. Non sarà più l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro eccetera eccetera, ma l'Italia è una repubblica democratica fondata sullo starsi sul cazzo. Sarà per Costituzione. Noi nella persona di Io proponiamo di andare a intervenire direttamente sulla struttura della nazione. Molti propongono una struttura a livello federale dell'Italia. Noi siamo per una struttura feudale in cui ogni comune, ogni comunità piccolina è in guerra con tutto il resto del mondo. Veniamo alla questione Milano e milanesi. Milano è una città produttiva, è una città che funziona a livello proprio di non c'entra niente con l'Italia. La nostra proposta è quella di annetterla alla Svizzera. E allora a quel punto faremo delle frontiere, ma frontiere vere, non come quelle che ci sono adesso che uno passa e non se ne accorge nemmeno nessuno. Ci mettiamo della gente lì che chiede: hai qualcosa da dichiarare? Se quello gli dice sto andando in Liguria, niente, gira la macchina e torni a casa. Ultima mia proposta è quella finalmente di spostare la capitale da Roma a Bolzaneto, perché Bolzaneto è un posto molto più comodo, c'è sia l'Ipercoop che il casello dell'autostrada se devi portare via le balle. Quindi lo slogan quando sarò eletto Presidente della Repubblica sarà: perché lo conosca tutto il popolo, perché lo venga a sapere la gente, griderò Milano Suca anche da Presidente. Hasta la Liguria, comunque, sempre.